A un anno dalla partenza di Franco Battiato siamo a Milo e c'è molto Veneto oggi a ricordare il maestro. Stefano Pio, figlio dell'indimenticato Giusto Pio, che ha collaborato per anni con il maestro Franco Battiato. Ecco, siamo qui oggi a ricordare il maestro. Sì, siamo venuti dal Veneto proprio per celebrare questo grande amico, questo grande artista. Una nutrita schiera di veneti, Francesco e Stefano Zanchetta, padre e figlio, celebrati violinisti in tutta area veneta, ricordati e conosciuti per tutti i loro grandi successi. Marco Petruzzi, contrabbassista al Teatro La Fenice, con una precedente carriera di jazzista, Mauro Roveri, violoncellista ex alla Fenice e direttore d'orchestra, e infine il qui presente. Speriamo di essere all'altezza di onorare e commemorare degnamente il ricordo di Franco. Oggi è qui tra l'altro con un violino molto importante, il violino storico di Giusto. Che ricordo ci può lasciare del rapporto musicale che aveva il maestro con papà Giusto? Il violino è un'estensione, una protesi di chi lo suona. In questo caso fu primo amore fra mio padre e questo violino. Adesso questo violino viene suonato dal maestro Zanchetta, che si è innamorato e è diventato una protesi del maestro Zanchetta, quindi il violino rivive e perpetua questo legame con chi lo suona, che diventa sempre più un legame indissolubile. Ovviamente in tutti i loro happenings e tournée praticamente erano in tre: Pio, Battiato e il violino. Ovalla, Ala, Parvargara, Amor Zigara, Nafse Nafisi Bimalekut Shut, Sut Nemut, Was Khak Dan Fani, Be Jahan Javdani Shetaft. Abunda Bashmaya, Nektadashis Mar Tite Malkutane Hue Sebiana. Padre mio, mi abbandono a te. Fa di me ciò che ti piace. Qualunque cosa tu faccia di me, ti ringrazio. Sono pronto a tutto, accetto tutto, purché la tua volontà si compia in me ed in tutte le tue creature. Non desidero nient'altro, mio Dio.